Il Signor fevela a Mosè e disse: Aaron e ai suoi figli tu ardaràs quest'ordine. Questa è la regola per l'olocausto. L'olocausto resterà impiato te fugare per ore dall'altar tutte la marignotte, fin tremai a buonore, e il fuoco dall'altar al sarà tenuto impiato. Il predi mettude sulla tonie e tirazzi sui mudandons di fil, agliavarà la cinese che il fuoco al varare dusut l'olocausto sull'altar e le poiarà in bande all'altar. Poi dopo, dismettude che monture e mettude su un'altre, al porterà la cinese fuori dal campamento. Un luc mont. Il fuoco al sarà tenuto in piazza sull'altare e non si varrà di lasciarlo di studare. Il predier porterà lens ogni buonore, al metterà per zore l'olocausto e al bruserà per zore vie il grasso dai sacrifici. Il fuoco sull'altare alla di essi tenuto sempre in piazza, senza mai lasciarlo di studare. Queste e le regole per oblazione. I figli di Aaron offriranno al Signore dinanzi dall'altare. Il prete acchiapperà un pugno di farina di flor col vueli e con tutto l'incenso che le parzore di oblazione e al bruserà tutto sull'altare come buon odore accetto in memoria del Signore. Aaron e i suoi figli mangeranno ciò che avanzerà di oblazione, si lo mangerà senza elevan, un luc sant dal curtil de tende de convigne. La parte dai miei regali che ora è destinata a loro non si ha di quelle che levan, ai robe santissime, tanto i sacrifici di espiazione. Dai figli di Aaron al poderà mangiando ogni maschio, e è una legge eterna per tutte le vostre generazioni, in merito dai sacrifici consumati dal fuoco in onore del Signore. Tutto ciò che al tocchi alc di questi robis al diventa consacrato. Il Signore fevela a Mosè e disse: Queste è l'uffiarte che Aaron e i suoi figli offriranno al Signore la dì della loro consacrazione, la 10ª parte di efa di farina di flor, tanche oblazione per sempre, miege a buonore e miege sorsere, e sarà quete col vuele sulla lastre. Tu le porteras già impastate, la pasta di oblazione tu le taglieras a tocs, buon odor che plas al Signore. Che il predi fra mieci dai figli di Aaron, che sarà consacrato per chiappare il suo posto, al farà anche lui queste offerte. E è una legge eterna, al sarà brusato tutto in onore del Signore. Ogni oblazione dal predi e sarà brusata fin da pito, non si potrà mangiare nulla. Il Signore fevela a Mosè e disse: Feveliur a Aaron e ai suoi figli e disiur: Queste è le regole per il sacrificio di espiazione. La vittima di espiazione e sarà sacrificata tal luc che si sacrifica l'olocausto dinanzi dal Signore, e è una roba santissima. Le mangerà il predi che le offrirà per il peccato. Al varà di mangiare un luc sant tal curtil de tende de convigne. Tut ciò che al toccherà la socchiar a sarà sant. Se un gotto di sangue sclipignerà la tonie, ciò che sarà sclipignato di sangue, si varrà di lavarlo un luc sant. Ma il crep che al varrà doprat per quelle, al sarà parata a tox. Se si le coerà tune padiele di ram, si varrà di russale pulit e di risentale culaghe.
al poderà mangiant ogni maschio di famè e di predis, e è una robe santissime. Non si potrà mangiare però nessuna vittima di espiazione, e il suo sangue si lo porterà te tende de convigne per funzione di espiazione, e sarà brusato col fuoco.